Lo stato di emergenza sarà prorogato al 30 aprile. Le soglie di accesso RT scendono a 1 per arancione, a 1,25 per rossa, ma si va in arancione anche semplicemente con rischio alto sulla base dei 21 criteri. Sono le linee guida principali approvate dal governo nel nuovo DPCM in vigore da domenica 17 gennaio e fino al 5 marzo. Il governo conferma dunque la linea dura, le nuove misure annunciate dal ministro Speranza nella riunione con i governatori. Tutte le nuove norme saranno in vigore, lo ribadiamo, dal 17 gennaio al 5 marzo, tranne lo spostamento fra le regioni che per ora è confermato solo fino al 15 febbraio. Confermiamo il divieto di asporto solo per i bar e non per i ristoranti dopo le 18. Resteranno ancora chiuse palestre e piscine, così come i cinema. Restano ancora chiusi gli impianti di sci, mentre si apre uno spiraglio sul fronte del turismo culturale di prossimità. I musei potrebbero riaprire nelle regioni in area gialla. No anche agli spostamenti verso le seconde case fuori regione, a meno di motivi che rendano lo spostamento indispensabile, come le rotture improvvise, ma lo spostamento deve durare il tempo necessario e sufficiente per affrontare il problema e non oltre. Se si vive in regioni in zona arancione, stop anche allo spostamento verso le seconde case all'interno della regione. Inoltre saranno consentite le visite a parenti e amici, così come è avvenuto per le festività natalizie, una sola volta al giorno, tra le 5 e le 20, a un massimo di 2 persone ulteriori a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. La Calabria resta in zona arancione, insieme a Emilia Romagna e Veneto. L'ordinanza del ministro Speranza, in vigore dal 17 gennaio, non prevede novità per la nostra regione, che mantiene status e relative misure di contenimento. Vi aspettavate le novità? Purtroppo no, perché il colore resta uguale, poi è stata prorogata e quindi avete sentito e spero voi abbiate preso appunti da quelle che poi sono state le nuove decisioni del governo. Cittadini ligi al dovere, ma gli altri? Gli altri chi? Gli altri rispetto a chi ci governa. Ma facciamo il solito giro, velocissimo questa volta, perché sennò Achito comincia a parlare di tempi dilatati, se non altro, e quindi partiamo dall'internazionale, dove comunque il dato allarmante della crescita ancora del Covid, ulteriormente confermato dal fatto che anche in Cina, anche se poche centinaia, quindi rispetto a una popolazione gigantesca, rispunta il Covid. Ci sono anche delle mutazioni rispetto allo stesso virus, ci sono comunque numeri allarmanti in tutta quanta Europa e soprattutto negli Stati Uniti, milioni e milioni e milioni. E negli Stati Uniti come funziona la politica? Ancora c'è da attendere il cambio e attendendo il cambio, quindi l'insediamento di Joe Biden, c'è ancora un po' di resistenza da parte dell'ex tycoon che però nel frattempo, se non altro, è stato cassato completamente da quelli che erano i suoi mezzi di comunicazione preferiti, cioè i social. Nessuno gli dà più retta, quindi nessuno gli dà la possibilità di pubblicare nulla. Social che poi paradossalmente in politica creano anche dei danni. Creano dei danni perché c'è qualcuno che si sente vicino ad un leader politico, quando lo stesso cade in disgrazia puoi prendere lontananze, ma per arrivare, fare un giro largo e arrivare in Italia, in Italia non è che al netto di quello che poi è la grande disgrazia del Covid ce la passiamo meglio, perché da un punto di vista governativo grande confusione e probabilmente pensate al fatto che se questo governo a guida Conte con questa trazione sarà salvato tra lunedì e martedì, probabilmente ci sarà da riavvolgere il nastro e leggere pagine di storie vecchie, cioè qualcosa che riguarda gli scudi crociati o anche i garofani rossi, da una parte Nencini, dalla parte la moglie di Mastella, quindi qualcuno che potrebbe garantire a Conte la possibilità, ancora non si sa, di continuare in questa esperienza di governo. Chiaro è che l'Italia in questo momento ha bisogno di affidabilità rispetto al progetto del Recovery Fund e quindi a una ripartenza che ci si augura il prima possibile possa portare quei benefici che hanno bisogno
tutte quante le regioni ovviamente, e chi, se più della nostra, ha delle grandi difficoltà che vengono confermate, tra un po' lo sentiremo, a tutti quanti i livelli. Abbiamo bisogno di muoverci, di sbrigarci, e anche da questo punto di vista c'è stato qualche timido tentativo, ancora resta sempre Tanzi il candidato, questo affacciamento di De Magistris per quello che riguarda le future elezioni in Calabria, addirittura c'è Molinaro che dice che se il centrodestra invece, quindi Forza Italia, non trova un candidato, loro sono disponibili a candidare Spirlì, ma era lo stesso Spirlì che aveva detto che lui non intendeva proseguire la sua esperienza in politica. Si cambia per non cambiare mai, ma occupiamoci di quello che ci riguarda e continuiamo con il primo servizio parlando ovviamente di Covid-19. Immersi da poco meno di un anno ormai nella pandemia che ha sconvolto l'umanità, la Calabria continua imperterrita, impacciata nelle sue molteplici falle sanitarie, come quella del tracciamento dei positivi al Covid. Il 50% dei tamponi in Calabria non viene registrato per via di un'errata trasmissione dei dati e spesso i referti vengono scritti a mano e andati persi nel passaggio tra le strutture. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che su 2000 tamponi effettuati in un giorno nella regione Calabria ne vengono caricati sulla piattaforma informatica per la gestione dei soggetti Covid circa la metà. Il resto viene smarrito in un'organizzazione lenta, nonostante fosse stata pensata come mezzo per tenere sotto controllo e tracciare il contagio. I responsabili della protezione civile fanno sapere che la piattaforma del software è arrivata solo al 50% del suo utilizzo. Se da una parte c'è chi crede che la responsabilità del malfunzionamento della piattaforma informatica sia da imputare alle aziende sanitarie e ospedaliere calabresi, c'è chi, come il prefetto Luisa Latella, affiancata dai commissari Gullì e Musolino, evidenziano che la piattaforma dia spesso errori ai tentativi di inserimento dei dati. La stessa ASP di Catanzaro ha inviato un esposto alla procura segnalando errori nell'utilizzo del software. Di chi sia la responsabilità, che come spesso avviene in Calabria rimbalza da una parte all'altra, poco importa. I cittadini calabresi vogliono risposte concrete e pretendono un tracciamento che faccia sapere quale sia la reale situazione della regione Calabria sui contagi da Covid-19, anche perché solo così si può avere contezza della reale emergenza e mettere in campo gli strumenti necessari per fronteggiarla, altrimenti diventa difficile, molto difficile affrontare un fenomeno e combatterlo se non lo si conosce nella sua dimensione reale. Ma davvero noi calabresi vogliamo le certezze, vogliamo la linearità, vogliamo che ci governa bene? Perché queste volte, alcune volte mi vengono dei dubbi anche rispetto a queste dichiarazioni che sono sacrosante, però ça va sans dire, perché continuiamo imperterriti nel 2021 a non riuscire a tracciare e quindi a non riuscire a registrare nemmeno i tamponi. Quando usciremo dalle zone arancioni o comunque da quelle che sono le zone di stallo rispetto alla diffusione della pandemia, chi lo sa, ma intanto un passo avanti, lo avevamo già annunciato la scorsa settimana, quindi nello scorso numero di Semen, è stato fatto perché storicamente nella prima volta in Calabria, udite udite, soprattutto da quando c'è il commissariamento, che ormai è un bel decennio, il commissario nominato dal governo incontra i medici, ovvero i presidenti degli ordini dei medici provinciali. Sentiamo. Presidente, è la prima volta che un commissario incontra i presidenti degli ordini provinciali? Sì, devo dire che è stato un incontro sicuramente positivo e che mi auguro possa produrre degli effetti concreti, perché purtroppo di parole ne abbiamo fatte anche troppe in sanità, abbiamo bisogno di fatti. Noi non siamo d'accordo col commissariamento, ha fatto troppi danni, ma una volta che c'è utilizziamo quello che di buono il commissariamento potrebbe teoricamente dare. Non c'è dubbio che voi dovete mettere un freno agli sperperi e dovete mettere soprattutto un freno a quello che è le problematiche di bilancio. Queste dicerie, che non sono purtroppo dicerie di fatture pagate 2 volte, 3 volte, eccetera, questa è una faccenda che si deve vedere lui con la squadra che si riuscirà a costituire. È necessario, assolutamente indispensabile, utilizzare una parola, quello dell'investimento. Non si potranno fare risparmi se non ci saranno gli investimenti. Quindi a noi questa immagine che è istituita da Corcioni, che è sempre diretto, ci arriva. Ora capiremo da questo incontro quello che potrà scaturire. Un primo passo è stato fatto, ma intanto noi continuiamo a goderci le fiabe calabresi, perché parlando di Cenerentola, e visto che noi continuiamo ad esserlo in tantissime situazioni, la Cenerentola d'Italia,
anche rispetto alle vaccinazioni da Covid-19, siamo la Cenerentola d'Italia. Obiettivo prioritario è accelerare la campagna vaccinale di una Calabria che viaggia sempre, purtroppo, a scorrimento ridotto, tant'è vero che nella graduatoria nazionale occupa stabilmente le ultime posizioni. Da qualche giorno, a dire il vero, sta provando a scrollarsi di dosso i panni della Cenerentola d'Italia. L'operazione non è semplice, visto che il sistema nel suo complesso risente di errori e ritardi ben noti e ampiamente certificati, ma la volontà c'è, o almeno sembra esserci. Le aziende sanitarie ospedaliere si stanno muovendo naturalmente, facendo leva sul fatto, così come promesso, che la dotazione di vaccini giunga nella quantità necessarie e nei tempi previsti. Ultimata la prima fase che riguarda gli operatori sanitari e gli ospiti delle RSA, anche se qui c'è ancora molto lavoro da fare, si entrerà a breve nella seconda fase ed è qui che nascono i problemi, perché occorre avere le idee chiare. All'orizzonte nuovi risvolti, pare che la Regione renderà noto nei prossimi giorni una sorta di vademecum con tutte le informazioni divisi per fasce e categorie con cui verranno esplicitate le modalità e soprattutto le priorità vincolanti per usufruire della vaccinazione. Intanto l'epidemia continua a correre, nelle ultime 24 ore il numero dei contagi è cresciuto e per avere maggior contezza dei numeri è stato deciso di inserire nei prossimi giorni nel consueto bollettino quotidiano anche gli esiti dei tamponi rapidi. Poche certezze, tanti dubbi e domande senza risposte in una regione che resta ancora una volta col fiato sospeso. Nella fiaba di Cenerentola ovviamente poi c'è il lieto fine, perché c'è una trasformazione, quindi si torna ad essere principessa. La Calabria probabilmente lo meriterebbe, ma per diventare principessa cosa bisogna fare? Intanto proviamo a vedere questo blocco di servizi e capiamo se ci sarà la possibilità. Il neocommissario ad acta parla dei ritardi e del calendario e piano vaccinale stilato con i commissari al suo arrivo. Abbiamo strutturato un piano provvisorio per dare modo di avviare la campagna vaccinale, stabilendo la territorialità delle vaccinazioni sulla base dell'organizzazione territoriale ospedaliera, cioè hubs e SPOC. Gli hubs sono i grandi ospedali, il GOM, il Pugliese Ciaccio, il Mater Domini, l'Annunziata, con dislocazione poi vaccinale nei presidi sanitari più periferici. Il piano varato ieri dal commissario Guido Longo, che ha definito la Calabria una macchina diesel che adesso marcia spedita verso l'uscita del tunnel, prevede per la prima fase la vaccinazione di 63.570 soggetti, comprendendo nella fascia anche gli ospiti delle RSA e gli ultraottantenni. Le dosi sono e saranno distribuite nei 3 hub e negli SPOC di Crotone e Vibo. La novità è rappresentata dall'attivazione di nuovi punti di somministrazione, oltre ai 6 attuali: gli ospedali di Castrovillari, Paola Cetraro, Corigliano, Rossano, San Giovanni in Fiore, Acri e gli ambulatori di Amantea, Montalto e Scalea per l'ASP di Cosenza. A Catanzaro i nosocomii di Lamezia Terme, Soveria Mannelli e Soverato, e per l'ASP di Reggio Calabria, Locri, Gioia Tauro, Polistena, Merito Portosalvo e l'ambulatorio di Reggio Nord. Il maggiore radicamento sul territorio dovrebbe consentire di colmare il gap con le altre regioni e raggiungere percentuali elevate di somministrazioni anche quando ci sarà grande disponibilità di dosi, con l'arrivo di quantitativi di vaccini Moderna e, previa approvazione, quello AstraZeneca che l'Italia ha opzionato in grande quantità. La fase 2 riguarderà i soggetti compresi tra i 60 e i 79 anni o con rischio clinico, categoria questa da specificare con esattezza. La fase 3, il personale scolastico non compreso nella fase 2, personale dei servizi essenziali, la popolazione carceraria e soggetti di ogni età con comorbidità moderata. Il piano per le vaccinazioni in Calabria è stato varato lo stesso commissario Guido Longo, ne ha parlato al nostro TG. Ora però bisogna passare alla fase organizzativa. In provincia di Cosenza si è già al lavoro con riunioni programmate nei locali dell'ASP. Ci si confronta tra le ipotesi la proposta dei medici di famiglia. Sarebbe opportuno e strategicamente importante organizzarsi nei vari paesi, in particolare nei piccoli comuni, e sappiamo come nella nostra provincia piccoli comuni siano più dell'80-90%, organizzarsi tramite i centri operativi comunali, cioè questo strumento che noi abbiamo, che è nato
per l'emergenza, per la protezione civile, l'emergenza per le calamità naturali, ma che in verità tutti i comuni c'hanno, e dove confluiscono allo stesso tavolo, che è coordinato dal sindaco del comune, anche altre figure professionali, oltre ai medici, i farmacisti, gli operatori sanitari, ma abbiamo anche le forze dell'ordine, i parroci, abbiamo gli amministrativi, eccetera. E quindi ogni comune potrebbe già da adesso organizzarsi per trovare anzitutto le strutture che, secondo me, siccome i vaccini devono essere fatti tutti in sicurezza, perché non dimentichiamo che siamo in piena fase epidemica, quindi è necessario che ci siano grandi strutture, che ci sia una organizzazione capillare, meglio comunale, perché è più gestibile la situazione, con punti vaccinali all'interno di queste grandi strutture che permettono di vaccinare un certo numero, certe decine di persone ogni ora, e far sì, per esempio, che in un paese come Altomonte, per dire che ha 3.000 persone da vaccinare, vista l'esperienza che abbiamo fatto anche con il vaccino antinfluenzale, ci si possa riuscire nel giro di 7-10 giorni a vaccinare tutti i nostri cittadini, almeno la prima fase. Ci siamo lamentati della mancanza di un piano vaccinale, tutto può essere perfettibile, io spero invece che possa andare bene e camminando facendo si riesca a trovare. Ovviamente noi anche lì abbiamo bisogno di risorse e abbiamo bisogno che quel famoso bando di Arcuri che prevedeva 3.000 medici in campo nazionale e 12.000 infermieri sia realmente operativo. Quindi Corcioni non è che lo manda a dire, lo dice continuamente da tempo, c'è necessità di reperire risorse umane, questo lo sappiamo, lo crediamo da 3 anni, da questa rete soprattutto mancano tra personale medico, paramedico, OS, veramente migliaia di unità in Calabria per arrivare a poter avere una sanità quantomeno dignitosa e normale, non parliamo di infrastrutture, di mezzi e quant'altro. Nel frattempo, relativamente al Covid, c'è da aggiungere quindi che Pfizer ha fatto sapere al governo italiano che probabilmente rallenterà le consegne, e questo in un sistema non organizzato causerebbe il caos, perché sapete che soprattutto Pfizer è un vaccino che ha bisogno, dopo un po' di tempo stabilito ovviamente, un richiamo. Come ne usciamo? Come ne usciamo? Informatizzazione, tracciamento, work in progress, ma sentiamo quello che accadrà. I tecnici informatici sono al lavoro per installare le postazioni PC che serviranno a tracciare i vaccini e a trasmettere di conseguenza i dati direttamente al Ministero della Salute. Qui siamo al centro organizzativo territoriale di Cosenza e oggi abbiamo fatto un'incursione per verificare qual è lo stato dell'arte. Si registrano i vaccini immediatamente nel momento stesso in cui vengono somministrati e trasferiti subito tramite questo sistema, questo software a livello nazionale, in maniera tale che si monitora costantemente l'andamento dell'attività vaccinale. È un momento importante, un altro tassello rispetto alla informatizzazione della rete della prevenzione, in questo caso dell'attività vaccinale, che certamente aiuterà gli operatori sanitari, i medici in primis, i cittadini, e quindi migliorerà sicuramente il modo di rapportarsi, di relazionarsi con tutti quanti. Una sorta di operazione trasparenza, perché attraverso il Q-Code si saprà quel vaccino a chi è stato inoculato. Avremo sia sedi fisse che unità mobili vaccinali dispiegate sul territorio, perché dovremmo avere come obiettivo la possibilità di restare più vicini ai cittadini per la somministrazione del vaccino, soprattutto nei soggetti che hanno un'età avanzata. È una grande sfida, perché richiede un dispiego di energie e di risorse importanti, che sono sia di natura tecnologica come queste, perché saranno le prime, poi saranno ulteriormente arricchite, sia dal punto di vista delle risorse umane. Postazioni mobili e fisse che entreranno in funzione nel più breve tempo possibile e su cui saranno caricate anche le dosi inoculate fino ad ora. È un work in progress chiaramente, ma che ci solleva da numerose responsabilità, come quella della tracciabilità, quella della trasparenza, ma soprattutto permette anche di rapidizzare i
tempi, quindi questo ci aiuterà moltissimo. Quindi spero che si applichi nel più breve tempo possibile. Penso che già lunedì noi saremo in grado di essere attivi. Il Marino Rap, work in progress e trasparenza, le ha ripetute quasi come fossero delle rime nella musica che piace tanto alle giovani generazioni. La trasparenza, quindi ora c'è da dire che questo problema non riguarda solo la Calabria, ma sentite un po' rispetto alle involuzioni dei vaccini a che situazioni siamo arrivate in Calabria con questo mini blocco che è l'ultimo di 2 servizi. Vaccini inoculati a parenti e amici? Qualche caso è stato già ampiamente documentato in alcune regioni del paese, ma sembra essere una pratica diffusa a tal punto che i carabinieri dei NAS hanno cominciato ad indagare. Al momento in Calabria non ci sono né casi segnalati e né tantomeno indagati. Ciò che si apprende è che i militari si sono limitati, almeno per il momento, ad acquisire gli elenchi preparati dalle aziende ospedaliere e sanitarie degli aventi diritto a vaccinarsi. Si procederà poi presumibilmente ad incrociare i dati e verificare quante fiale di vaccino sono state utilizzate e le quantità delle dosi consegnate per ogni singola struttura sanitaria. Ufficialmente nulla è stato comunicato, ma ufficiosamente si apprende che anche in Calabria potrebbero essere riscontrate delle anomalie. A tal proposito sarebbero al vaglio dei carabinieri alcuni casi sospetti e certo che ne sapremo di più nei prossimi giorni, quando, cioè, il lavoro di ricognizione sarà completato e sarà possibile avere il quadro completo della situazione. Insomma, non solo i vaccini scarseggiano, quanto c'è da fronteggiare anche l'inqualificabile atteggiamento dei soliti furbetti. Lo stesso ministro Boccia ha ribadito il suo no a liste occasionali privilegiate. Ognuno aspetti il suo turno, ribadendo le priorità, prima gli operatori sanitari e gli anziani. 10 mesi di indagini, intercettazioni telefoniche e ambientali, venite che faccio fare tamponi pure a cani e a gatti, le parole di Vincenzo Cesario, dirigente medico dello SPOC ospedaliero di Cetraro Paola, interdetto dalla professione per 12 mesi. Secondo i carabinieri del NAS, che stamattina gli hanno notificato il provvedimento emesso dalla Procura di Paola, Cesario avrebbe applicato la stessa metodologia con i vaccini della Pfizer. E non è tutto, perché dai servizi di osservazione e pedinamento messi in campo dai militari sarebbero state documentate altre condotte illecite, quali l'uso dell'auto del presidio ospedaliero per accompagnare i conoscenti in aeroporto o recarsi per acquisti all'Ikea di Salerno, portare familiari a pranzo e cena fuori regione. L'accusa per il direttore sanitario dello SPOC di Cetraro Paola è di peculato. Cesario risulta inoltre indagato anche per falso in atti pubblici e turbata libertà nella scelta del contraente, oltre che per ulteriori ipotesi di peculato aventi per oggetto farmaci ed altri presidi medici ospedalieri. Fatti rilevanti, gravi per la Procura di Paola, che ha chiesto e ottenuto l'ordinanza cautelare. Il procuratore Pierpaolo Bruni aveva chiesto l'arresto in carcere per il dirigente medico, ma il GIP ha ritenuto di emettere una misura meno afflittiva. Legalità e trasparenza, parole che vengono sbandierate ai 420 su pennoni ovviamente invisibili, perché poi accade di tutto, ma a proposito di legalità e trasparenza c'è da sottolineare in chiusura di questo numero di Seven un evento per la Calabria, quello che poi è diventato anche un evento mediatico, mancatamente mediatico, perché è stato vietato l'accesso alle telecamere all'interno dell'aula bunker più grande, più dotata tecnologicamente, perché è partito il processo Rinascita Scott. Non benissimo, devo dire, non sotto i migliori auspici, perché c'è stato un rinvio a causa di ovviamente problematiche che il Ministero della Giustizia, la Cassazione, insomma chi di dovere avrà il compito di sciogliere come nodi in questi prossimi giorni, ma intanto è partito certamente l'interesse internazionale nei confronti di quella che è l'operazione da un punto di vista giudiziario. Poi abbiamo sentito i pareri ovviamente di diversi soggetti, dagli avvocati agli inquirenti, tantissime persone, e capiremo come andrà a finire. Nel frattempo però, visto che ci siamo regalati un fine settimana con temperature abbastanza vicine a quello dell'essere polari, con temperature non miti certamente, a proposito di Rinascita Scott c'è da registrare che
Piove governo ladro, la ipertecnologica aula bunker ha delle infiltrazioni d'acqua e questa è qualcosa che ci sembra veramente, se non altro, l'unica notizia che potrà farci un attimo riflettere e perché no, forse anche sorridere. Sperando che comunque tutto questo possa risolversi nel breve tempo, noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana quando saremo di nuovo puntuali, ma nel frattempo vi consigliamo ovviamente di stare sul 10. Siamo il canale dell'informazione tra TG e approfondimenti e entriamo nelle vostre case provando a portarvi la giusta informazione. Alla prossima!